A 120 minuti dal gong finale della regular season, la Feldieboli cerca punti per scalare la classifica, il Mantova invece vuole agguantare i play-out proprio all'ultima curva. Buonasera dalla Palasele, da Carmine Esposito, siamo in diretta su Futsal TV per raccontarvi la 28esima giornata di Serie A. Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo, come abbiamo potuto vedere in precedenza. Abbiamo aperto la diretta con il cartello "Ciao Vincenzo" per ricordare l'amico Vincenzo Davino che è scomparso la scorsa settimana. Andiamo alla lettura delle formazioni con la Feldieboli che deve rinunciare a Braga, Selusio e Nicolodi. Schiera col numero 3 Dalcin che è il capitano, 4 Degan, 5 Venanzi. Intanto la regia ci ha mandato il cartello con cui abbiamo aperto la diretta di questa sera. Il numero 7 Caponi, Grotto Patias, 9 Liberti, 11 Calderoli, 12 Di Stanio, 17 Montefalcone, 21 Marinovic, 22 Galliani, 24 Restaino, allenatore Salvo Sampere. Risponde il Saviatesta Mantova che deve rinunciare a Jesulito squalificato, Tiago Lemos infortunato, col numero 2 Ricordi, 5 Leleco che è il capitano, 7 Baroni, 8 Donadoni, 10 Misael, 11 Mascherona, 15 Salas, 17 Lau, 19 Bernini, 21 Ninz, 22 Donino, 88 Cabeza, allenatore Giuseppe Milella. L'arbitro il primo Marco Moro della sezione di Latina, il secondo Pierluigi Monardi della sezione di Cosenza, il crono sarà diretto da Nicola Maria Mansione della sezione di Salerno. Foto di rito per entrambe le squadre, siamo giunti come abbiamo detto alla 28esima giornata, dalla prossima tutte le gare saranno in contemporanea, ci sarà la sosta, si tornerà in campo il 20 aprile, si giocherà sabato 20 alle 18, poi per concludere la regular season sabato 27 però alle 21. Oggi quindi si apre questa giornata di Serie A. Feldieboli da destra verso sinistra, Mantova da sinistra verso destra. Andiamo anche alla lettura dei quintetti con la Feldi che schiera Dalcin, Venanzio, Calderolli e Restaino a supporto di Alessandro Patias. Risponde il Mantova con Ricordi, tre pali, Donin, Donadoni, Cabeza, credo Leleco tra poco alla conferma. Parte il match con il tocco di Alessandro Patias, il primo possesso è della Feldieboli con Venanzio che serve Restaino, ancora Calderolli con la pressione alta del Mantova, lancio di Calderolli sbagliato alla ricerca di Restaino, sarà rimessa per Ricordi che serve subito Donin. Cabeza, autore di 24 reti in questo campionato, coppia da 40 gol insieme a Misael. Calderolli avanza Dalcin che carica il destro, lo apre, deviazione di Cabeza, tenta di ripartire Donin che va largo dalle parti di Donadoni, cerca e trova Cabeza, 1 contro 1 con Venanzio, lo ferma Venanzio, poi viene rimontato da Mascherona, quindi è lui che va a completare lo starting 5 di Milella. Rimessa in zona d'attacco per la Feldieboli con Calderolli alla battuta, lungo per Restaino che ci prova col mancino, palla fuori, chance per il numero 24, rimessa dal fondo per Enrico Ricordi. Lancio lungo del numero 2 che cerca e trova Cabeza, viene fermato da Restaino, la palla però resta lì, tenta di inserirsi Donadoni che è la meglio, carica il mancino, palla sul fondo, quindi Dalcin subito ad innescare Calderoli, largo da Patias che torna dal numero 11, Venanzio ad impostare il gioco, Restaino dentro per Calderoli, 1 contro 1 con Donin, ancora Venanzio. Cerca e trova Restaino, passaggio arretrato, non si intende con Calderolli. I due regalano una rimessa laterale in zona d'attacco al Mantova. Mantova che, come abbiamo detto inizio cronaca, è alla ricerca di punti per agguantare proprio all'ultima curva i play-out. Bisogno di punti la squadra di Milella. Cabeza fermato da Patias, l'ultimo tocco è dell'88, Calderolli batte subito, a spazio Restaino, si fa vedere Patias, l'ex Pistoia però non riesce a servire il compagno di squadra, poi Venanzio vince il rimpallo senza tanti complimenti, spazza via Donin, rimessa per la Feldieboli con Calderolli già pronto alla battuta, va da Venanzio, avanza temporaneamente
Dalcin che poi rientra tra i pali, da Restaino, Venanzio, Calderolli, cerchio di centrocampo, cerca e trova Venanzio che si accentra e torna dall'11, che imbuca per Patias, che cerca il passaggio di prima per Venanzio, viene fermato, il passaggio era corto, poi lotta Calderolli con Donin, alla fine Cabeza che salta Venanzio, il numero 5 però non molla, viene anche raddoppiato poi col tacco. Cabeza cerca e trova Mascherona che viene fermato da Calderolli, la rimessa è per il Mantova, ritmi altissimi in questi primi 110 secondi. Feldieboli al 7° posto in classifica che vuole punti per agguantare una miglior posizione playoff. Invece Mantova che ha bisogno di punti per evitare la retrocessione diretta. Squadra lombarda è a meno 12 dalla coppia Active Pirossigeno e attualmente non ci sarebbero neanche i play-out per la regola degli 8 punti. Quindi andrebbero in A2 Elite direttamente Ciampino e Testa Mantova, ovviamente oltre all'Olimpia Verona. Riparte la squadra ospite con Donin in possesso, largo da Cabeza, sempre francobollato da Venanzio, Donin, Mascherona, Donin, si fa vedere Donadoni, ora viene servito il numero 8, passaggio intercettato da Restaino e quindi ricordi, torna da Donin, ancora Cabeza, Mascherona tra le linee, sbaglia poi il passaggio per Donin, era buona l'idea, meno l'esecuzione. Si era inserito con quell'attimo di ritardo Donin, già qualche cambio per Samperi che inserisce Liberti al posto di Restaino. Si scaldano in 3 invece qui accanto a noi della panchina del Mantova, intanto Liberti va via, ancora Liberti! Francesco Liberti! Si sblocca subito il punteggio qui al Palasele con un gran gol del numero 9 che fa 1-0 e realizza la sua quinta rete in campionato, vince il duello con Donadoni e col destro batte ricordi in uscita, palla che dà un bacetto alla traversa e si insacca alle spalle del numero 2 del Mantova, quindi la Feldi rompe il ghiaccio e passa in vantaggio con Liberti. Cabeza, servito da Donin, intercetta Calderolli che va da Venanzio, avanza il numero 5, Patias, torna da Venanzio, ancora Liberti che di fatto al suo primo pallone giocato ha trovato subito la rete dell'1-0, era entrato di fatto da 10 secondi al posto di Restaino. Intanto l'intercetto di Mascherona, poi lascia scorrere con tutta la sua esperienza. Venanzio sarà rimessa per la Feldieboli, pronto ad entrare intanto Misael insieme a Baroni, ex di turno, doppio cambio in vista per la squadra di Milella. Intanto Liberti per il movimento di Venanzio che lotta con Cabeza, la palla esce, rimessa per il Mantova. Arrivano i 2 cambi per Milella, escono Donin e Donadoni, entrano in campo Lucas Baroni e Misael. Lancio intanto con il colpo di testa di Venanzio che anticipa Cabeza, sarà rimessa in zona d'attacco per il Mantova. Mascherona carica il destro, ci ripensa, avanza, poi scarica dalle parti di Baroni che va a duellare con Patia, si intercetta Venanzio. Calderolli, Liberti, avanza ancora il numero 9 che è entrato benissimo in partita, arretra la sua posizione, cerca e trova Dalcin che come di consueto avanza la sua posizione per un momentaneo 5 contro 4. Calderolli, Patias, Liberti! 2-0 Feldieboli, ancora Francesco Liberti che in un minuto firma la sua doppietta personale e fa 2-0 e sale a 6 in campionato. Splendida l'azione della squadra di Samperi con l'assist di Patias e il gol di Liberti. Raddoppia la squadra di casa, subito time out per Milella che vuole qualche accorgimento. Questo inizio di partita non positivo per il Mantova, 2 reti nel giro di 1 minuto e 10 secondi per Francesco Liberti. 2-0 quindi per il team di casa, con le indicazioni anche di Salvo Samperi. Clamoroso inizio di partita per Liberti, subentrato a Restaino, trova 2 reti. Feldi che quest'anno in casa ha conquistato 20 punti dei 44 in classifica,
Feldi ovviamente molto condizionata nella fase centrale del campionato dagli impegni di Champions, con la squadra di Samperi impegnata fino all'Elite Round, comportato qualche infortunio di troppo, qualche punto perso di troppo in campionato. Feldi, ricordiamolo, squadra campione d'Italia in carica. Intanto Salas, Baroni intercetta ancora Liberti, ci prova Venanzio, la respinta di Ricordi. Altra occasione per la Feldi Eboli. Sarà calcio d'angolo per la squadra di casa, con Marinovic pronto alla battuta, palla fuori, ci prova Calderolli che calcia male dopo anche una deviazione in precedenza sul lancio di Marinovic. Era un po' complicato per Calderolli e quindi sarà rimessa dal fondo con Ricordi che batte subito e va da Baroni. E quindi Leleco, Misael, Baroni, Misael di prima. Per il movimento di Salas era un po' complicato questa soluzione e quindi riavanza dal CIN, entra in campo anche Vincenzo Caponigro. Calderolli, Marinovic, Calderolli, alto il ritmo della Feldi Eboli. Francesco Liberti, Marinovic, ancora il classe 95 in possesso, scucchiaia per Calderolli, mette fuori Leleco, poi Ricordi, completa il rinvio, diventa quasi un tiro, la tiene dal CIN che poi si autolancia e serve Caponigro che va l'1 contro 1 con Salas, largo da Liberti ancora sull'out di destra, si accentra calcio, murato da Baroni, rimessa Feldi Eboli, 14:51 da giocare, 2-0 per la squadra di Salvo Samperi grazie alla doppietta di Liberti che ha appena lasciato il campo a Galliani. Altro cambio per il tecnico siciliano e quindi Marinovic, Calderolli, Galliani, Calderolli, Marinovic, Galliani per Caponigro. Era un po' complicato il passaggio dell'ex Came per Caponigro e quindi rimessa già battuta dall'Eleco, largo da Baroni. Salas intercetta Calderolli per un momento ma poi riparte Marinovic, 1 contro 1 con l'Eleco. L'Eleco con esperienza calcia addosso a Marinovic, rimessa Mantova anche con l'approvazione di Marinovic a dire sì, l'ho toccata io. Riparte la squadra lombarda sempre con Baroni, l'Eleco in impostazione col mancino, cerca e trova Salas, spalle alla porta, Franco bollato da Caponigro, avanza l'Eleco che calcia col sinistro, non inquadra però lo specchio della porta, occasione per il Mantova mentre mancano 14 minuti 10 secondi al termine della partita. Caponigro, palla che passa, rimessa per Ricordi. Misael duella con Caponigro, alla fine torna anche Patias, poi sbaglia il passaggio Mascherona dal CIN, lancio lungo per Patias, ostacolato da Ricordi che poi lascia scorrere. Salas, spalle alla porta, lotta con Marinovic, ancora Salas entra in area di rigore, raddoppiato anche da Caponigro, non c'è fallo, sarà rimessa dal fondo. L'ultimo tocco è di Van der Salas, uno dei fratelli della dinastia Salas. Marinovic, Ale Patias, viene dentro al campo, poi torna da Marinovic che lotta ancora con Salas, si rinnova il duello però in possesso del giocatore della Feldi. Ancora Marinovic, lotta Galliani, spalle alla porta, torna da Patias, largo da Marinovic che di prima serve Caponigro, possesso prolungato della Feldi Eboli. Ancora Patias col tacco, cerca e trova Caponigro, carica il destro, ci ripensa Caponigro, murato da Misael, ancora il 7 in possesso ma recupera palla Salas che riparte, non salta Marinovic che capisce le intenzioni del suo avversario ma la rimessa è per il Mantova. Pronti a rientrare Donin e Cabeza per Milella. Si scaldano ancora Liberti, Degan e Venanzio invece per Samperi. Baroni, scucchiaia per Salas che non ci arriva, era buona l'idea dell'ex di giornata, non ci è arrivato il numero 15, a spazio Galliani sull'out di destra, va da Marinovic che duella con Baroni, il numero 21, intanto si scontrano Galliani e Salas. Marinovic ancora a duellare, intercetta Misael, intanto richiamo di Marco Moro ai due che si sono agganciati a palla lontana.
rimessa laterale in favore della Feldieboli. La palla passa a Patias, ci arriva e trova la deviazione di Ricordi, infatti sarà calcio d'angolo per i padroni di casa. Splendida questa palla tagliata di Marinovic per il movimento di Patias che ci è arrivato. Ancora Marinovic alla battuta, ci riprova Galliani, apre il mancino, forte ma non inquadra la porta, che termina quindi sul fondo con rimessa già battuta da Ricordi per Cabeza. Spalle la porta, lotta con Marinovic, anzi con Caponigro, che commette il primo fallo del match. Calcio di punizione dal limite per il Mantova, mentre mancano 12:22 al riposo. Rientra Restaino, rientra anche Venanzio per Samperi. Per questo calcio di punizione Milella rimette in campo Misael. 16 reti per lui in questo campionato, anche un infortunio che l'ha tenuto dal campo, fuori dal campo per un po' di tempo. Cabeza sulla sfera, fuori Misael, dentro all'area di rigore Mascherona e Donadoni. In barriera invece per Dalcin ci sono Caponigro e Patias. Restaino sul palo, parte Cabeza, calcia Donin, palla fuori. Chance per il Mantova, intanto lancio di Venanzio, Donin che anticipa anche il suo compagno, intanto ci prova con una volée che non è arrivata da Caponigro, rimessa per Ricordi. Si gira Cabeza, lotta con Venanzio, tutto regolare, riparte Restaino, sportellate con Baroni, viene fischiato, forse l'irruenza dell'entrata di Baroni. Primo fallo anche per il Mantova, lotta intanto Caponigro che perde palla, poi commette il fallo sul numero 7. Cartellino giallo credo per Cabeza. Ammonito Cabeza per proteste, forse per l'intervento precedente del duello con Venanzio. E quindi arriva il primo cartellino giallo del match. E fallo numero 2 quindi per la Feldieboli. Parte Cabeza, forte ma non preciso. Time out anche per Salvo Samperi. Le proteste della panchina del Mantova, è stato ammonito Cabeza per proteste per fallo non concesso in un duello con Venanzio, duello che si ripeterà per gran parte della partita. Questa sera, oltre a Feldieboli Mantova, si giocherà anche Sandra Battle 84, non solo diretta Futsal TV ma anche il canale YouTube di Sky Sport, e Meta Catania Pirossigeno Cosenza. A completare la 28ª giornata domani Ciampino e Cositi, Pomezia Sala Consilina, Came Treviso Verona. Domenica invece Active Network Napoli e su Sky Ital Service Olympus Roma. Ricordiamo che poi ci sarà un turno di sosta per il torneo di Porec della nazionale del CT Bellarte. Si tornerà in campo il 20 aprile, tutto in contemporanea alle 18, la regular season poi terminerà sabato 27, sempre in contemporanea però alle ore 21. Riparte il gioco, Restaino, Liberti, il giocatore che fin qui sta decidendo le sorti del match. Eccolo qui il numero 9, cerca e trova Calderolli, largo da Restaino, lancio perfetto per Venanzio, di prima per Calderolli, suola la sfera, poi l'ultimo tocco è il suo sull'attacco di Mascherona. Donin, Cabeza, ancora a duellare con Venanzio, riparte Liberti, fermato da Baroni, scivolata sul pallone, poi Dalcin,
lancio lungo, Venanzio di testa, scontro con Cabeza, resta a terra Venanzio, riparte il Mantova, carica il destro Baroni sul fondo. Tanto penso sia ancora rialzato, si è rialzato Venanzio. Scontro incredibile con Cabeza, i due se le stanno dando di santa ragione, sia da una parte che dall'altra del campo. Intanto Calderoli, Venanzio in versione pivot, fermato da Mascherona. Calderoli, Liberty, Dalcin, Calderoli, Venanzio fa il velo, ma Restaino aveva attaccato già il secondo palo e quindi rimessa per il Mantova. Intanto cercheremo anche di aggiornarvi sui risultati dagli altri campi, con la Meta che in questo momento è in vantaggio 3-1 sul Pirossigeno che era passato in vantaggio, poi la rimonta Etnea. Intanto Calderoli, Restaino, apre il mancino, la tiene Ricordi. Tanto è rimasto a terra un giocatore del Mantova, Cabeza. Lo scontro precedente. Si rialza il numero 88 del Mantova, 10:23 da giocare in questo primo tempo, 2-0 per la Feldieboli. I gol al secondo e al terzo praticamente in 1 minuto e 7 secondi. La doppietta di Liberty che sta decidendo fin qui le sorti del match. Donadoni, Donin in buca, ma in vantaggio Calderoli che avanza. Ancora Calderoli, Murato ha atteso la sovrapposizione di Restaino, che forse è arrivata con quell'attimo di ritardo, e quindi Calderoli ha preferito calciare verso la porta. Bravo Donin ad opporsi. Riparte intanto il Mantova con Donin in orizzontale da Cabeza, sempre a duellare con Venanzio. Venanzio ancora che lo ferma, non è assolutamente un cliente comodo Cabeza. Intanto Donin, Cabeza, 1 contro 1 ancora con Venanzio, tenta di incunearsi il numero 88, poi la palla arriva a Dalcin. Liberty, Calderoli, Liberty dopo il tocco di Restaino, ancora Restaino in possesso, si fa vedere Calderoli in buca per Venanzio, di prima per Restaino, poi Liberty sterza sul mancino. Calderoli, Venanzio, Restaino, Venanzio, Calderoli non si intende con Restaino, riparte il Mantova con Donadoni e quindi Cabeza, doppio passo, non c'è fallo, riparte Liberty, occhio con 3 contro 2, va via Liberty, Restaino sul secondo palo, Venanzio, Ricordi, grande intervento, evita il 3-0, poi la porta si è spostata e quindi il gioco va fermato. Grossa occasione per la Feldieboli con Venanzio in questo contropiede orchestrato da Liberty, l'assist di Restaino, il destro del numero 5 rossoblu, la respinta distinto di Ricordi che tiene a galla il Mantova. Intanto rientra Dario Marinovic al posto di Liberty. Lancio lungo, intanto la tiene Cabeza. Donin, Donadoni, Leleco col mancino, la parata di Dalcino dopo una deviazione che stava per beffare l'estremo difensore della Feldi. Rivediamo il tutto, mancino del numero 5, la deviazione di Marinovic, ancora Cabeza che riapre il mancino addosso a Calderoli, poi Donin all'indietro da Ricordi. Donin, Cabeza col tacco, non so se era un tiro in porto, cercava Donin, sta di fatto che la palla esce e poi Cabeza lascia il posto
a Salas, pronto anche Misael a rientrare. Marinovic, Calderolli in buca per Patias, Leleco in vantaggio, ma il passaggio è lungo per Donin che poi lascia il posto a Misael. Calderolli per Patias, Misael appena entrato in estirada, intercetta il passaggio ma non evita la rimessa laterale in favore della Feldi. Marinovic pronto alla battuta subito da Calderolli, quindi Galliani, ancora Calderolli, avanza Dalcin, viene servito ora, 5 contro 4, poi Calderolli avanza, palla per Marinovic, Galliani, la respinta di Ricordi, poi fallo di Donadoni su Galliani. Rivediamo la respinta di Ricordi sul primo palo, sul mancino di Pierluigi Galliani, e intanto è arrivato anche il secondo fallo del Mantova, per il fallo sempre sul numero 22, calcio di punizione dal limite per la Feldieboli. Noi possiamo rivedere la grande risposta di Ricordi, seconda grande parata di Ricordi che tiene a galla il Mantova ed evita ancora la rete del 3-0. Marinovic sulla sfera, la rincorsa del numero 21, palla per Patias, palo esterno, ci ha provato il numero 8, ex Real San Giuseppe, colpito la palla, dato un bacetto al palo esterno, riparte Leleco e quindi Donadoni la mette giù, Salas in qualche modo raddoppiato, va via Patias, la palla torna a Salas che da terra serve Donadoni che sbaglia il suo tentativo di servire Misael, rimessa per la Feldieboli. (7:19 da giocare). Marinovic, Calderolli, salta Salas che forse commette fallo, non per gli arbitri. Marinovic, Calderolli ancora a duellare col numero 15. Marinovic faccia a faccia con Misael, rientra Marinovic, Calderolli, Galliani, Patias, cade Salas, non c'è fallo, va via Patias che lascia Galliani. Intanto problemi per Salas che è caduto nello scontro precedente con Marinovic, resta a terra e la Feldi sportivamente mette il pallone fuori. 6:48 da giocare, problemi per Van der Salas, 11 reti per lui in questa stagione, uno dei fratelli della dinastia Salas, il terzo in ordine cronologico credo. Si rialza il numero 15, ha avuto una botta sia in faccia che alla mano sinistra e quindi Misael restituisce palla alla Feldieboli che riparte da Dalcin. Avanza ancora il numero 3, Caponigro, Marinovic, va via Galliani che se la porta sul mancino, tenta di servire Patias, ha perso quell'attimo di tempo Galliani che non si è fidato del suo destro. Intanto ancora Galliani, lancio dalle parti di Dalcin che avanza la sua posizione e contestualmente il Mantova arretra. Marinovic, Patias ci prova col destro, la palla attraversa tutta l'area di rigore ma non ci è arrivato nessuno sul tentativo di Ale Patias. Altra stagione con tanti gol per Patias, 23 quest'anno. Intanto avanza Salas, palla per Leleco che imposta il gioco e allarga per Baroni, 1 contro 1 con Galliani, si accentra Baroni, ancora l'ex di giornata, colpo di testa di Leleco ma è un regalo per Caponigro che riparte, poi Leleco lascia il campo a Mascherona. Galliani,
Caponigro, Patias, Galliani perde un tempo di gioco ma riesce però a recuperare e a servire Dalcin, che avanza e quindi arretra il Mantova. Chiaro il leitmotiv quando Dalcin prende palla, il Mantova non attacca ma arretra, e quindi Marinovic largo da Galliani, palla sul mancino, torna dal croato che cerca spazi, ancora Galliani e quindi Caponigro, pressione di Salas, non c'è fallo del numero 15 che batte la rimessa. Baroni, ancora il numero 7 e quindi Mascherona vuole più ritmo. Milella avvia intanto Salas, ancora il numero 15 che calcia col destro, la tira Dalcin, quindi Patias, splendida la palla per Galliani che vuole sterzare sul destro, non riesce a chiudere il triangolo. L'ultimo tocco poi del numero 22, potenziale occasione per la Feldieboli con l'illuminazione di Patias che ha tagliato la difesa del Mantova con un filtrante. Galliani non è riuscito a tornare dal numero 8 e quindi Mantova ora in possesso. 4:55 al termine del primo tempo, sempre 2-0. Tanto Patias col mancino addosso a Salas e Baroni evita sia il calcio d'angolo che la rimessa e quindi Baroni, pressione alta della Feldi, lancia Ricordi troppo lungo per Salas, la palla è per Dalcin. Intanto rientra Venanzio al posto di Patias, è rientrato anche Liberti al posto di Galliani e quindi Vincenzo Caponigro, prodotto della cantera della Feldieboli. Liberti arretra e quindi Marinovic, ancora Liberti e sempre per Marinovic, lo ferma Donin, rimessa per la Feldi. Intanto Donin resta a terra per lo scontro in precedenza con Marinovic. Rivediamo il tutto, ginocchio e ginocchio, si rialza però Donin. Classe 98. Liberti, Marinovic, ancora da Dalcin che torna dal match winner fin qui, sbaglia il controllo il numero 9 ma Baroni sbaglia la battuta della rimessa che ora passa alla Feldieboli. È stato inquadrato il presidente Gaetano Di Domenico in tribuna. Venanzio, Marinovic, Liberti, deviazione di Misael, la palla arriva a Dalcin che avanza. Marinovic sterza, pressione alta di Mascherona, Marinovic non può tornare da Dalcin e quindi Venanzio, Caponigro, Marinovic, Liberti, francobollato da Misael, Marinovic, Liberti, non può giocarla ancora Dalcin, Caponigro non la tiene in campo perché Dalcin in principio aveva dato il via all'azione, non c'era stato alcun tocco del giocatore del Mantova, è stata un'azione continuata. Intanto Ricordi con la giocata di Baroni che salta a Venanzio ma si trascina la palla oltre la linea. Liberti in mezzo a due, rischia, riparte Mascherona, fermato da Caponigro, altra rimessa per il Mantova, pronto a rientrare Cabeza per Milella, si rialza anche Donin. Eccolo qui Misael che lascerà il posto a Donin tra poco. Giocata intanto di Misael che va via, apre il mancino, intercetta Calderolli, poi la sterzata, però recupera palla Salas. Baroni, Salas, Misael, passaggio di ritorno, Venanzio intercetta, Misael si affida a Mascherona, ancora Misael, Salas mette giù, vuole girarsi, ancora Misael che carica il mancino, palla alta, tanto scappa Venanzio, però Dalcin chiede calma e rientra anche Ale Patias al posto di Caponigro. Doppio cambio anche per Milella, rientrano in campo Donin e Cabeza. Patias, Liberti, rischia qui Patias che poi con esperienza e fisico rimonta a Baroni.
Liberti sterza sul mancino, ancora Liberti che va via, viene fermato da Mascherona, indiavolato questa sera Francesco Liberti, che si era incuneato bene accentrandosi, stava per andare in porta, lo ha fermato sul fil di sirena Mattia Mascherona, classe 2000. Liberti cerca e trova Patias, tunnel e palla per Venanzio. Liberti, Patias, passaggio di ritorno, non si è inteso con Liberti che aveva attaccato il primo palo, invece Patias è andato lungo, dato Liberti lascia il posto a Restaino. Calderolli intercetta Baroni, ancora Calderolli, riparte il numero 7 del Mantova che va da Cabeza, che ha un po' di spazio, apre il destro, non c'è stata la deviazione di Dalcin, occasione per il Mantova con Cabeza che ha preso la mira. Intanto attenzione a questo errore, non ne approfitta Cabeza ma riparte Donin. Donadoni, Mascherona, 1:30 al termine del primo tempo. Donin in buca per Cabeza, spalle alla porta, va via Cabeza, poi viene rimontato da chi? Da Venanzio. Clamoroso duello tra i due. Restaino sterza sul mancino, Venanzio fa velo, Patias col destro, poi se la porta sul mancino, viene rimontato da Mascherona. Forse anche un colpo per Ale Patias, inquadrato Mattia Mascherona, cenno d'intesa con Patias, rimessa per la Feldi con Calderolli pronto alla battuta, torna da Venanzio, ancora Calderolli. Venanzio, Calderolli, Patias ci arriva sempre col suo movimento a molla e quindi Dalcin avanza 5 contro 4, carica il destro, lo apre ma colpisce Restaino, poi ci prova Calderolli, che gol di Fabrizio Calderolli che la incastona nel 7 e fa 3-0. Gran gol di Calderolli. E quindi arriva il 3-0 della Feldi con il secondo gol in campionato per Fabrizio Calderolli. In questa conclusione chirurgica, 28 secondi, riparte il Mantova, sbaglia l'imbucata Mascherona e quindi Dalcin per Restaino, non trova Patias, Mascherona la tiene Donin, ma c'è ancora tempo, 12 secondi, riparte il 22, si accentra Cabeza, Donin apre il mancino, colpisce Patias che serve Venanzio, accelera il numero 5, mancano 2 secondi, va via Venanzio, Venanzio il tocco sotto sul fondo e arriva il gong. Finisce qui il primo tempo, 3-0 per la Feldi Eboli che ha sfiorato anche il 4-0 con Venanzio. Rivediamo l'ultima occasione per la Feldi con il tocco sotto del numero 5, palla che termina di poco fuori e quindi all'intervallo è 3-0 grazie alla doppietta di Liberti, al gol di Calderolli. Noi ci prendiamo una pausa e ci risentiamo tra poco per il secondo tempo, sempre qui in diretta dal Palaserie di Eboli su Futsal TV. Per correre più veloci di tutti c'è bisogno di una fibra speciale. Con noi di Sinergia, la fibra ha i numeri giusti per andare veloce. Fatti furbo come noi Volpi, scegli Sinergia perché tutti insieme siamo più veloci.
Per correre più veloci di tutti c'è bisogno di una fibra speciale. Con noi di Sinergia, la fibra ha i numeri giusti per andare veloce. Fatti furbo come noi Volpi, scegli Sinergia perché tutti insieme siamo più veloci. Per correre più veloci di tutti c'è bisogno di una fibra speciale. Con noi di Sinergia, la fibra ha i numeri giusti per andare veloce. Fatti furbo come noi Volpi, scegli Sinergia perché tutti insieme siamo più veloci. Per correre più veloci di tutti c'è bisogno di una fibra speciale. Con noi di Sinergia, la fibra ha i numeri giusti per andare veloce. Fatti furbo come noi Volpi, scegli Sinergia perché tutti insieme siamo più veloci. Per correre più veloci di tutti c'è bisogno di una fibra speciale. Con noi di Sinergia, la fibra ha i numeri giusti per andare veloce. Fatti furbo come noi Volpi, scegli Sinergia perché tutti insieme siamo più veloci. Per correre più veloci di tutti c'è bisogno di una fibra speciale. Con noi di Sinergia, la fibra ha i numeri giusti per andare veloce. Fatti furbo come noi Volpi, scegli Sinergia perché tutti insieme siamo più veloci. Per correre più veloci di tutti c'è bisogno di una fibra speciale. Con noi di Sinergia, la fibra ha i numeri giusti per andare veloce. Fatti furbo come noi Volpi, scegli Sinergia perché tutti insieme siamo più veloci.
Per correre più veloci di tutti c'è bisogno di una fibra speciale. Con noi di Sinergia, la fibra ha i numeri giusti per andare veloce. Fatti furbo come noi volpi, scegli Sinergia perché tutti insieme siamo più veloci. Tutto pronto per la ripresa, le squadre sono rientrate in campo, si ripartirà dal 3-0 in favore della Feldi. Ricordiamo la doppietta di Liberty e il gol di Calderoli. Intanto occhio che il Mantova parte subito col power play, c'è Salas con la maglia del portiere di movimento. Arriva il fischio, ripartono le ostilità, power play immediato per Milella che vuole giocarsi il tutto per tutto. Feldi che poco prima del gong ha sfiorato la rete del 4-0 con Venanzio. Leleco, Cabeza. Intercetta Patias. Cabeza poi con un guizzo riparte. Calcia col destro! Buca Dalcin accorcia subito le distanze. Il Mantova con la 25esima rete in campionato per Cabeza, che ha recuperato palla, si è messo in proprio e col destro ha battuto Dalcin. E quindi accorcia il Mantova. Intanto Restaino trova la deviazione di Baroni, la palla arriva a Ricordi. Baroni, Patias intercetta Misael, ancora Patias in possesso e quindi Calderoli e poi Venanzio. Restaino, Venanzio, Calderoli. Venanzio elude l'intervento di Donin e serve Dalcin. Restaino di prima, Donin in possesso e quindi Mascherona. Baroni, tanto contatto tra Patias e Mascherona legale, riparte la Feldi con Calderoli. Restaino,
Dalcin, Patias, va via il numero 9, poi contatto con Mascherona, fallo del numero 11 su Ale Patias, primo fallo di questa ripresa con il contatto tra il classe 2000 e Patias, come possiamo rivedere al replay. Entrata un po' in ritardo di Mascherona. Entra Liberti per il calcio di punizione, esce Venanzio sulla sfera Calderolli e Liberti, in area Patias e Restaino. Calderolli per Patias, la palla passa ma riparte il Mantova. Occhio che Mascherona si era inserito con i tempi giusti. Dalcin senza badare allo spettacolo, spazza via, rimessa per il Mantova che ha iniziato col piglio giusto. Leleco, Mantova nuovamente col power play e quindi Donin. Leleco, si inserisce Leleco, francobollato da Liberti. Salas, si risistema il Mantova e soprattutto la Feldi. 5 contro 4. Cabeza, Leleco, Cabeza, Leleco, Misel, Cabeza, Salas, Cabeza, ancora il numero 88, Cabeza, Salas, Cabeza, largo da Leleco, Dalcin la tiene, vuole calciare, poi serve Liberti, ha spazio il numero 9, va via Liberti, salta Cabeza, non c'è fallo ma la rimessa è per la Feldi. Occasione poco fa per il Mantova, ci ha provato con Leleco che si era inserito con i tempi giusti. Intanto Marinovic ha anticipato Venanzio, poi Marinovic rinviene, la rimessa è per la Feldi. Dalcin, Venanzio, intercetta Misel, rimessa Feldi. 16:38 da giocare. Quindi Marinovic, sbagliato il tocco il croato e quindi sarà rimessa per il Mantova. È rientrato Salas con la maglia del portiere di movimento. Cabeza, Salas, Cabeza, Misael, Cabeza, Donin, quindi Salas, ora Cabeza, Donin, Leleco, Cabeza, Donin, Cabeza, Leleco, Salas, ancora il numero 5, Misel, cerca spazi il Mantova, Leleco, Cabeza, Leleco, carica il mancino, la tiene Dalcin che poi col destro calcia ma sul fondo. Chance per Rafael Dieboli con Dalcin. Riparte il Mantova, rientra Salas, ancora Cabeza in possesso. Misael, si gira Donin, non c'è fallo di Calderolli e quindi Liberti dopo il tocco di Dalcin. Avanza il numero 9, Scucchiaia
per Calderolli che sbaglia, anzi non arriva sul suggerimento di Liberti, quindi rimessa Mantova, rientra Van der Salas con la maglia del portiere di movimento e quindi Cabeza, Leleco, Cabeza carica il destro, questa volta non preciso il tentativo, sarà time out per Samperi che probabilmente non sarà soddisfatto di questa prima parte del secondo tempo, con il Mantova che pronti via ha schierato Salas come portiere di movimento, ha trovato il 3-1 con la rete numero 25 in campionato per Cabeza. Prossimi impegni con la Feldieboli che dopo, lo ricordiamo, la sosta per la nazionale sarà impegnata sul campo dell'L84. Mantova invece che ospiterà la Meta Catania, l'ultima giornata Feldi che chiude qui al Palasele contro l'Active Network sabato 27 aprile alle 21, mentre il Mantova sarà ospite della Came Treviso. Mantova che quindi è alla ricerca di punti per agguantare in extremis i play out, considerando che il Cosenza sta perdendo 5-1 a Catania dopo il vantaggio iniziale, mentre l'84 è in vantaggio invece sul campo della Sandro Abate. Intanto Dalcin, Venanzio, Calderolli, movimento di Restaino, premiato l'inserimento del numero 24 che viene rimontato, poi si scontra con Donadoni, riparte Mascherona, giocata su Calderolli, ancora Mascherona, spalle alla porta, palla per Donadoni, rientra Salas, 5 contro 4, 14-20 da giocare. Leleco, Cabeza, Leleco, Dunin, palla sul mancino, poi Leleco, largo Mascherona, la palla passa, la termina fuori, anzi era Misael, ora è rientrato in campo Mascherona, intanto esce Liberti e rientra Restaino. Calderolli, Venanzio anticipato e quindi Restaino, Venanzio, Calderolli, Restaino, Venanzio, non riesce a servire Calderolli, quindi riparte Donin. Misael perde palla, Restaino se la porta sul mancino, lo apre, la tiene Ricordi ma la palla è uscita e quindi sarà rimessa laterale per il Mantova. Rientra anche Ale Patias insieme a Liberti, lancio di Donin, la palla arriva a Dalcin, la porta è sguarnita, corre Salas che non riesce a fare il cambio e quindi Liberti, Venanzio, non c'è Ricordi tra i pali, Venanzio, Liberti, palla per Patias, spalle alla porta, torna da Venanzio, largo da Calderolli, 1 contro 1 con Donin, va via Calderolli, la palla non esce col guizzo di Donin, poi esce dopo, rimessa per la Feldi e quindi rientra Ricordi, ma c'è qualcosa che non va, doppio fischio degli arbitri, è arrivato anche la rete, però il gioco era stato fermato in precedenza, non possiamo parlare di gol annullato. Con il richiamo di Marco Moro alla panchina del Mantova, non era fatta bene la sostituzione, dovrà essere ribattuta credo la rimessa laterale. 13 minuti da giocare, sempre 3-1 per la Feldieboli. Ad inizio ripresa è arrivato il gol di Cabeza che ha accorciato le distanze. Calderolli, Venanzio, Liberti, Dalcin, colpo di testa di Liberti, quindi Mascherona, va via Calderolli, palla per Patias che però si fa murare da Ricordi. Che occasione per Patias sotto porta, che non è riuscito a realizzare il gol del 4-1. Ora la rimessa è per il Mantova, rivediamo la clamorosa occasione
con Calderolli che è andato via, palla per Patias che di fatto ha sbagliato un rigore in movimento, non è riuscito a dar forza al pallone alle Patias. Bravo, ricordi, a distendersi. Intanto Cabeza lotta con Patias, lotta tra pivot, riparte Donin ma la palla esce, occhio che la porta ancora vuota, resta Salas, Patias pensa a calciare, poi serve Liberty, calcia col mancino sul fondo, chance per il numero 9. Intanto poi Salas gioca la palla prima della linea del centrocampo, aveva dato il via all'azione, quindi si ripartirà con un calcio di punizione in favore della Feldieboli. Calderolli, Dalcin, Patias di prima, intercetta Leleco che prova il mancino, aveva visto Dalcin fuori dai pali che aveva dato il via all'azione. Palla alta, Venanzio, Marinovic rischia sull'attacco di Leleco, alla fine la palla esce, rimessa Mantova, rientra Salas, power play Mantova, rientrano soprattutto Patias e Liberty, chiaro il leitmotiv di Samperi. Quando c'è da difendere il portiere di movimento entrano in campo Patias e Liberty insieme a Venanzio e Calderolli. Cabeza, Leleco, ancora Cabeza, Salas, Leleco, ci prova la palla deviata dopo il tocco di Donin, calcio d'angolo per il Mantova. Leleco, Cabeza, Donin, Leleco, Misael, Cabeza, Donin, Cabeza, Leleco, Cabeza, ci prova Donin, la tiene Dalcin, poi va Venanzio per Patias sul fondo, altra occasione per il numero 8 vicino al 4-1, poi fallo su Cabeza. Tentativo intanto, il contatto tra Patias e Cabeza, poi Liberty aveva trovato la porta, fallo numero 1 per la Feldieboli. Leleco, Misael attaccato da Patias, rimessa Mantova sempre col 5 contro 4 la squadra di Milella. E quindi Leleco, sbaglia Donino, ci prova Calderolli sul fondo, non riesce a trovare il 4-1 la squadra di Samperi, sta avendo molte occasioni. Lancio di Misael, un regalo per Venanzio che poi sbaglia, va via Salas, ancora Salas, la palla è per Cabeza, Dalcin, ma c'è il fallo su Salas da parte di Venanzio e quindi calcio di punizione per il Mantova, con Venanzio e Salas che non se ne mandano a dire, anche con l'intervento di Leleco. Proteste anche della panchina del Mantova qui alla nostra destra. Calcio di punizione quindi per il Mantova, un
una posizione invitante per Cabeza. È stato punito l'intervento di Venanzio su Salas, poi i due non se ne sono mandati a dire. Poi c'è stato l'intervento di Leleco, un po' di tensione subito risolta. 10:35 da giocare, Cabeza sulla sfera, tutta la Feldi in area di rigore. Parte il numero 88, palla fuori, ci prova Leleco che colpisce Donin, ma c'è calcio di rigore. Quindi prima il tocco di Donin, c'è stato un tocco di mano, andiamo a rivedere. Parte Cabeza, fallo di mano di Venanzio. Calcio di rigore, quindi per il Mantova entra Montefalcone per il penalty. La nostra postazione sembrava un tocco con la spalla di Donin, invece l'ha toccata con le mani Venanzio. Penalty per il Mantova, dal dischetto ci va Salas ed entra Montefalcone in occasione di questo rigore. Parte Salas con il destro. È il gol di Salas che fa 3-2, accorcia ulteriormente le distanze il Mantova con la 12ª rete in campionato per Van der Salas, che ha spiazzato Montefalcone e ha fatto 3-2. Riparte il match, Marinovic subito per il destro di Calderolli sul fondo di un nulla. Ricordi, lancio lungo dal Cinno, stacola Baroni, rimessa dal fondo ora per Rafeldi. Venanzio, Calderolli, Venanzio, Marinovic. C'è il fallo di Venanzio che viene anche ammonito, forse per il blocco su Mascherona. E quindi cartellino giallo anche per Venanzio. Secondo ammonito del match. Power play del Mantova, stiamo per entrare nell'ultimo quarto di gara. Leleco sbaglia il tocco, Donin, ma riesce comunque a trovare Cabeza. Ancora Donin e quindi Leleco. Lotta Salas, Leleco. Imbuca Leleco, regalo per Calderolli che poi colpisce Patias. La palla resta lì, ne approfitta Calderolli, poi Cabeza, si scontrano i due, ancora Cabeza in possesso su attacco poi di Patias. Rimessa Feldi, ha rischiato qui il Mantova. Liberti, Calderolli, Dalcin, Patias non la tiene in campo. Time out ora per il Mantova. (9:32) al termine del match. Siamo entrati nell'ultimo quarto di gara, un po' di confusione nell'ultima azione dove il Mantova ha rischiato tantissimo, che però intanto ha accorciato ancora con il rigore di Van der Salas per il fallo di mano di Venanzio. Mantova che di fatto ha schierato il portiere in movimento dal primo minuto della ripresa.
per contrastare la Feldi, che nel primo tempo ha chiuso sul 3-0, avendo anche tante occasioni per andare sul 4-0. Proprio l'ultima con Venanzio a 2 secondi dal gong, un tocco sotto con la palla che davvero è uscita di pochissimo. Donin, Leleco, la palla passa, spazio Misael, Cabeza, Salas, fermato da Calderoli, lotta Salas che poi commette fallo numero 2 per il Mantova, con le proteste della panchina della Feldi che voleva il cartellino giallo ai danni di Salas per questo intervento su Calderoli. Intanto ammonito Calderoli per proteste. Alla fine Calderoli subisce il fallo, ma viene ammonito lui per proteste. Terzo giallo del match dopo Cabeza e Venanzio. Liberti, 1-2 con Calderoli, ancora Liberti. Ci arriva, la sfera arriva a Ricordi, lancio lungo del numero 2, colpo di testa di Patias che va da Calderoli che deve arretrare la sua posizione, serve dal Cin, Patias, Calderoli, movimento di Liberti, predica calma Calderoli che avanza, arretra il Mantova, 8:55, quasi da giocare. Quindi Calderoli, Marinovic, Calderoli, Liberti, va via il numero 9, in buca per Calderoli, Patias! Ale Patias! Fa 4-2, torna sul doppio vantaggio la Feldi Eboli con la 24esima rete in campionato per Alessandro Patias. Splendida l'azione della Feldi che nasce da Liberti, assist di Calderoli per Patias che questa volta non ha perdonato Ricordi. La palla colpisce il palo interno ed entra in rete, torna quindi sul +2 la Feldi. Cabeza, Donin, Cabeza, Donin, Leleco attaccato ancora da Patias, Donin si prende un rischio ma serve Leleco che tenta di incunearsi, rischia, Calderoli, la porta è vuota, Calderoli! 5-2, Feldi Eboli, errore del Mantova in uscita, ne ha approfittato Calderoli che fa doppietta e riporta la Feldi sul triplo vantaggio. Ha rischiato qui Leleco, ruba palla Calderoli che poi a porta vuota fa 5-2 e 3 in stagione. Donin, Misael, Leleco, Donin, fronteggiato da Marinovic, va via Leleco, non riesce a trovare Salas, 8 minuti al termine. Feldi che nel giro di 20 secondi si è riportata sul triplo vantaggio, prima il 4-2 di Ale Patias, poi il 5-2 di Calderoli, doppietta per Fabrizio Calderoli. Scucchiaia per il movimento di Restaino che si inserisce, va via Restaino, Ricordi, poi ancora Marinovic, si salva il Mantova, chance per la Feldi per mettere il punto esclamativo al match. Calderoli, Restaino, giocatona su Donin, ancora Restaino, Ricordi, la palla arriva al Venanzio che fa 6-2 a 7:39 dal termine. Anche Venanzio entra nel tabellino dei marcatori dopo la grande giocata di Restaino
che ha tentato il mancino, la parata di ricordo e poi il gol di Venanzio. (7:38 da giocare), Feldi sul +4. Cabeza la tiene in campo, poi Baroni non riesce a giocarla. Intanto è cambiato l'interprete del portiere di movimento del Mantova, è entrato ora Baroni. Cabeza, Mascherona, Baroni, ancora il numero 11, Donin, Cabeza, Donin, la palla passa, attenzione a Baroni in area di rigore, serve Mascherona. Cabeza se la porta sul destro, sull'esterno della rete, il tentativo dell'88. Entra Ricordi, Liberti voleva calciare subito ma cerca e trova Calderolli che serve Venanzio. Marinovic, Venanzio, Liberti, palla alta, chance per il numero 9 di portarsi il pallone a casa ad un passo dalla tripletta. Rivediamo il mancino del numero 9, non preciso. Mascherona fermato in maniera regolare, sarà rimessa a Mantova, rientra Baroni come portiere di movimento. 6:31 da giocare. Lancio in avanti, rettifica l'arbitro la rimessa che è della Feldi. Calderolli, va via Restaino che si inserisce, Ricordi lo ferma ma c'è Galliani che va da Restaino che tenta il tacco sotto porta ma non riesce a trovare il gol. Altra chance per la Feldi. Mantova un po' staccato la spina in questa fase di gioco dopo un ottimo inizio di ripresa. I ragazzi di Milella stanno soffrendo il ritorno della Feldi. Rivediamo la grande occasione per Restaino sull'assist di Galliani, non è riuscito a trovare lo specchio della porta. Quindi Marinovic, Calderolli, Marinovic, Restaino, ancora Calderolli, va via Calderolli, Restaino, tunnel e palla a Calderolli. Marinovic chiama il movimento di Galliani, stop and go del numero 22. Calderolli, scucchiaia per il movimento di Galliani, in vantaggio Ricordi, il 22 rossoblu ferma la sua corsa, rimessa laterale per il Mantova che è pronto a far rientrare Baroni. Attenzione all'errore, va via Patias che fa 7:2, approfitta di questo errore del Mantova e fa doppietta anche Ale Patias. Feldi sul +5 col destro, Patias a portavuoto non sbaglia e sale a 25 in campionato. Con la Feldi che probabilmente ha messo il punto esclamativo al match. Tanto Liberti ferma Donadoni. Cabeza lotta con Galliani, perde il duello e la rimessa è per la Feldi. 5:22 al termine del match. Feldi che dopo aver sofferto all'inizio ripresa col Mantova che si è riportato sotto fino al 3:2 ha rimesso le cose a posto mettendo il punto esclamativo al match. Attenzione Cabeza, lotta con Galliani, apre il destro, il 22 si oppone. Intanto si scalda anche Degan
per Samperi. Quindi fin qui le doppiette di Liberti, Patias e Calderolli, oltre al gol di Venanzio. Intanto Cabeza in area di rigore, fermato da Galliani. E quindi Dalcin subito per il movimento di Marinovic. È un 4 contro 3, va via Patias, serve Caponigro, ancora Patias. Ci mette una pezza Leleco, che poi mette fuori. Patias. Dalcin. Marinovic. Duella con Baroni, con il Mantova che ha rinunciato al portiere di movimento. Intanto Galliani. Caponigro. Marinovic. Galliani. Marinovic. Baroni ruba palla e riparte. Calcia col mancino, deviazione di Patias, calcio d'angolo per il Mantova. Vuole chiudere comunque a testa alta la partita. Entra Degan al posto di Patias. Quindi debutto per questa gara per il numero 4. Intanto Dalcin respinge il calcio d'angolo di Baroni. Palla fuori. Cabeza. Lotta in mezzo a due, recupera palla Marinovic, poi perde il duello con Baroni, rimessa a Mantova con Donadoni che batte per Salas. Leleco in buca per Baroni, sterza sul destro, calcio addosso a Caponigro. Ci prova Salas sul fondo. Caponigro. Degan. Va via Marinovic che subisce il fallo numero 3 del Mantova. 4 ne ha commessi fin qui la Feldi. Degan. Patias. Dalcin intercetta Donadoni, fermato da Degan, la palla passa comunque, riparte il numero 8 che lotta con Galliani, che col fisico sposta Donadoni. Tutto regolare, rimessa per la Feldieboli, con Galliani che poi lascia il posto a Restaino. Dalcin in avanti, palla per Ricordi. Salas. Donadoni. Palla in avanti, troppo lunga. La sfera è preda di Dalcin che avanza. Patias. Restaino. Caponigro. La palla resta lì, padrona di Degan. Patias da Restaino, ancora Patias. 2-10 al termine. Degan si scalda anche Di Stanio, pronto ad entrare, classe 2005 al posto di Dalcin. Patias. Caponigro tenta l'imbucata per Restaino. 1:44, pronto ad entrare il portiere classe 2005 col numero 12, Generoso Di Stanio, al posto di Dalcin. La prima palla utile. Ora in attacco il Mantova. Donadoni
Donin lotta con Caponigro, alla meglio il 22 che poi torna sul mancino e quindi Donadoni in buca per Misael, lo sposta Degan, poi l'intervento del numero 4 è regolare, va via Misael che serve Donin, va via, palla per Misael, Dalcin dice di no, anzi no, si è proprio divorato il gol Misael, la nostra postazione sembrava esserci una parata di Dalcin, intanto entra in campo Di Stanio al posto appunto di Dalcin, chance quindi alla fine per il Mantova con Misael che si è divorato la rete del 7-3. Degan, ultimo giro di lancette, Caponigro col destro, Ricordi si distende e dice di no. Palla fuori, Restaino, Murato, altra rimessa per la Feldi, Caponigro alla battuta. Restaino col piattone sul fondo di un nulla. Ricordi, Donin, Salas. Se la porta sul destro, Salas! Gran gol di Van der Salas, doppietta anche per lui, 7-3. Il Mantova accorcia allo scadere. Intanto si è fatto male Caponigro che si è scontrato con Patias. Rivediamo questo assolo di Salas che ha incrociato il destro e si sono scontrati proprio Caponigro e Patias. Ha avuto la peggio il numero 7 della Feldi. E Salas quindi sale a 13 in campionato. Ancora a terra Caponigro, credo abbia preso un colpo al volto. Si rialza il prodotto della cantera rossoblù. È stato sfortunato, si è scontrato con Patias in occasione del gol di Salas, che ha incrociato alla grande il destro e ha battuto Di Stanio. Rivediamo. Mancano 43 secondi, Feldi vicinissima alla vittoria, Feldi che sta per salire a 47 punti in classifica in attesa di capire gli altri risultati. La Sandrabate che sta perdendo in casa con l'L84, quindi potrebbe esserci il sorpasso della Feldi. Di Stanio, Galliani, palla fuori per Patias. Corre Restaino perché Di Stanio non può giocarla. 30 secondi. Restaino, Degan, Patias. Ancora Degan. Lancio in avanti. La tiene Restaino con un guizzo. E quindi Galliani. E poi Degan. Voleva servire Patias. Passaggio sbagliato. 15 secondi alla fine. Trova 3 punti importanti la Feldi in corsa per i playoff. Misael, passaggio di ritorno per Donadoni, non la tiene Restaino, rimessa per il Mantova, mancano 6 secondi al termine del match. La tiene Donin, finisce qui al Palasele, vince la Feldi Eboli che batte 7-3 il Mantova grazie alle doppiette di Patias, Calderolli, Liberti al gol di Venanzio. Non basta la doppietta di Salas e la rete di Cabeza al Mantova. Feldi che sale a 47 punti in classifica. Il Mantova resta al 14° posto con 18 punti.
La squadra di Minella ha bisogno di punti per evitare la retrocessione diretta nelle ultime 2 giornate. Feld invece che scala la classifica in attesa degli altri risultati. Noi restiamo in diretta per le interviste, sempre qui live dal Palasele su Futsal TV, con la voce dei protagonisti del match. Mister Samperi, sono 3 punti importanti in chiave playoff per la Feldieboli. Sì, assolutamente sono 3 punti che blindano quello che è un risultato che comunque va festeggiato, quello dei playoff, che è un nostro obiettivo stagionale, e poi averlo fatto dopo una prestazione del genere secondo me è molto positivo. Grande primo tempo da parte della Feldi, 3-0, la squadra però si è divorata tante reti. Non ti è piaciuto l'inizio della ripresa dove il Mantova ha schierato subito il portiere in movimento, si è rifatta sotto fino al 3-2, poi la squadra ha chiuso la partita fino al 7-3. Eh sì, probabilmente sai, il pizzico d'attenzione in più in quel momento, inizio secondo tempo, poteva far sì che la partita fosse una partita diversa, però in queste cose dobbiamo migliorare. Abbiamo avuto delle occasioni dove potevamo andare sul 4-0 e poi dopo sul 5-1, invece non l'abbiamo sfruttate, ma su queste cose di qua dobbiamo lavorare per essere cinici nei momenti importanti. Ti chiedo un flash per le ultime 2 gare, le 84 Active, cosa ti aspetti? Mi aspetto due belle partite. Adesso chiaramente tutti giochiamo per la posizione in classifica e quindi partita con l'84 sappiamo che potrebbe dire avanzare in classifica e quindi sarà una partita importante. Ringraziamo Mister Samperi, restate con noi per altri protagonisti. Francesco Liberti, era importante vincere, agguantare i playoff e scalare la classifica. Sì, era una partita molto importante che ci faceva guadagnare la posizione aritmetica dei playoff e darci serenità per affrontare le ultime partite, quindi siamo molto soddisfatti. Hai avuto un impatto devastante sulla gara, praticamente hai toccato 2 palle e fatto 2 gol nel giro di 30 secondi. Sì, è bello quando succede, non succede sempre ovviamente. Però appunto oggi è successo, quindi ovviamente sono molto contento. Ti faccio l'ultima domanda, come ho chiesto a Mister Samperi: le ultime 2 gare e le 84 Active, cosa ti aspetti per agguantare una miglior posizione nei playoff? Dobbiamo provare a vincerle tutte e 2, in casa ovviamente ancora di più perché sappiamo che in casa non possiamo sbagliare, però noi da inizio anno andiamo in tutti i posti per giocarcela, per vincere, quindi proveremo a vincere tutte e 2 le partite, sicuramente. Ringraziamo Francesco Liberti, è tutto dal Palasele, ci rivediamo alla prossima.